Travolta e uccisa mentre alle 6:30 del mattino stava camminando o correndo vicino a casa sul ciglio stradale prima di andare al lavoro. Erika Fantinato, 54 anni, di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, madre di 3 figli, è morta investita da un furgone. Sembra che mentre andava di corsa lungo via Brenta, al confine con Campodarsego, la donna abbia improvvisamente scartato verso il centro della strada e, forse a causa delle cuffiette, potrebbe non essersi accorta che alle sue spalle stava arrivando l'automezzo. Il furgone era condotto da un 34enne romeno residente a Curtarolo e diretto per lavoro a San Giorgio delle Pertiche con a bordo un'altra persona. L'autista avrebbe riferito di non essere riuscito a scansare la podista che dava alle spalle all'automezzo. L'impatto è stato violentissimo, la 54enne è finita sul parabrezza del furgone, battendo la testa e morendo sul colpo, sbalzata poi nel fossato. Non ci sono stati testimoni dello schianto e in zona non ci sono telecamere. Nella via il limite di velocità è di 70 orari, ma non essendo in un centro abitato, ha spiegato il sindaco di San Giorgio Daniele Canella, giunto sul posto, non si può abbassare né si possono installare dei dossi. La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio del comando di polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Negativo all'alcol test il conducente del furgone. Per recuperare il corpo senza vita di Erika Fantinato sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco. Il PM Emma Ferrero ha disposto l'autopsia. La vittima, oltre ai 3 figli, lascia l'ex marito e il compagno.